Fabio Luciani, l'allenatore della Tevere Remo, non è andata bene, ma la sensazione è che comunque la sua squadra abbia perso la partita nel primo tempo. Il secondo è stato un po' più equilibrato, avete anche trovato la via del gol e anche più azioni offensive. Diciamo che nel complesso la mia squadra oggi non mi è piaciuta, troppo nervosa, sicuramente non ha avuto acume tattico e ha giocato troppo sui nervi, quindi sicuramente questa sconfitta è figlia di più fattori, loro sanno a che mi riferisco e poi ci guarderemo negli spogliatoi, bisogna comunque risolvere delle situazioni, però ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo. Però loro hanno meritato di vincere perché hanno giocato sicuramente con più intelligenza, più squadra, poi noi potevamo anche riaprirla, riprenderla, c'è state alcune decisioni arbitrali, soprattutto il gol del 3-1 che ha spaccato la partita, in cui comunque è difficile accettare una situazione del genere, però al di là di quello abbiamo giocato troppo sui nervi e con poco acume tattico. Al di là delle cose che non le sono piaciute, c'è stato qualcosa da salvare in questa prestazione e da cui ripartire? Ma da salvare c'è sempre il grande cuore di questa squadra che non molla mai fino all'ultimo, anche a 3 minuti dalla fine hanno dato l'anima e non si arrendono mai, quindi combattono fino all'ultimo e questo che è il leitmotiv che ci ha tenuto sempre su anche l'altro anno e su questo dobbiamo ripartire, il nostro gruppo, la nostra forza, il nostro coraggio. Però le partite purtroppo in Serie C non si vincono solo col cuore, ma serve tanto, serve leggere le situazioni di gioco, serve stare in partita dal primo all'ultimo minuto e non scapocciare come hanno fatto oggi per una decisione dell'arbitro che può capitare.